Sono felice di poter dire che finalmente per la città di Venezia e per la sua laguna sono arrivati i 60 milioni che erano stati messi nell'economia emendamento alla legge di bilancio 2020 nel dicembre del 2019 e il provveditorato per le opere pubbliche ha completato tutto il piano di investimento, cioè delle opere fatte attraverso questi soldi che sono opere fondamentali. Da tempo infatti Venezia necessita di determinati interventi, dalla difesa di Piazza San Marco alla messa in sicurezza degli argini, il recupero degli edifici, gli interventi sull'Osellino e il Marzenego, ma non solo. Stiamo parlando di interventi in Piazza San Marco, stiamo parlando di interventi per gli edifici, per le isole storiche, per le barene, anche per i fiumi che ancora hanno la foce nella nostra laguna, ma interventi fondamentali a Chioggia, a Mira, in tutta la laguna nord. Insomma, interventi davvero di riqualificazione, di equilibrio di tutto l'ecosistema lagunare, di escavo dei canali per consentire ai sistemi di trasporto interno, la CTV, ai cittadini di vivere adeguatamente, insomma 60 milioni che sono felici insieme ad altri colleghi del Senato di aver portato in questa città, perché è una città che ha bisogno di tutto il sostegno ora e in futuro per poter crescere, svilupparsi, creare benessere, lavoro, qualità della vita e naturalmente sostenibilità anche ambientale.